Buongiorno, oggi tappa di montagna, sarà duro ma ce la farò. Mi chiamo Olivier, sono belga, amo la bicicletta, viaggiare e l'Italia. Così quest'anno ho deciso di seguire le tappe del Giro per scoprire il bel paese. On y va! Siamo a Ponte di Legno, siamo al confine della Valle Camonica tra il Parco Nazionale di Adamello e dello Stilvio. Ponte di Legno si trova all'estremità della Valle Camonica, completamente immersa in un ampio fondovalle e compreso tra il Passo Gavia e il Passo del Tonale, tra la Lombardia e il Trentino Alto Adige. Rinomata località turistica nazionale, qui nel 1911 viene fondato lo Ski Club Ponte di Legno, uno dei primi d'Italia, e l'anno successivo è nominata prima stazione italiana di turismo e sport invernali dal Touring Club Italiano. Nasce l'economia del turismo dello sci. Dal 2006 una cabinovia collega Ponte di Legno direttamente al Tonale, la maggiore tra le stazioni di sport invernali del Trentino e della Lombardia, che dispone di un comprensorio sciistico di oltre 100 km di piste. Ma il Passo del Tonale è anche riferimento per numerosi itinerari alpinistici, escursionistici e storici. Le montagne circostanti, infatti, furono teatro della Prima Guerra Mondiale. La Val di Non è un ampio altopiano attraversato dal torrente Noce nella parte nord-occidentale del Trentino. Ha un'antica tradizione legata alla coltivazione della frutta. È un territorio che va dai 400 a 1000 metri di altitudine, famoso per la produzione delle mele. La Golden è il primo marchio DOP assegnato a un prodotto del settore frutticolo. Le mele raccontano la storia degli ultimi 2 secoli del Trentino. Alla fine dell'Ottocento, infatti, in seguito al diffondersi delle malattie che colpiscono coltivazioni prevalenti di gelsi e vite, si sperimenta la coltivazione di mele, di cui fino al 1850 non vi era traccia. Già alla fine degli anni 30 del Novecento, il 40% della frutta trentina viene dalla Valle di Non e da cui parte il 70% dell'esportazione, e negli anni 60-70 invece è vero e proprio boom. La Val di Non e la Val di Sole, per le loro caratteristiche di altitudine, clima e esposizione, costituiscono un ecosistema unico in Europa. Il Trentino è oggi la capitale della mela Made in Italy. Ciao, io sono Olivier. Piacere. Ciao Olivier, io sono Francesco. Piacere mio. Hai pedalato per un po'? Sì, poi ho visto questa struttura e mi sono infilato dentro perché ero curioso. Ma dove sono? Sei nella ex Manifattura Tabacchi di Rovereto. Ok. È un'azienda della metà dell'Ottocento. Quindi grande storia e grande futuro. Attualmente in questi palazzi cosa posso trovare? Puoi trovare aziende assolutamente innovative e che si muovono nell'ambito dell'innovazione e del green. Abbiamo dei centri di ricerca di livello mondiale, abbiamo delle aziende medio-piccole che si occupano di diversi ambiti, ma sempre appunto nell'ambito green. Quindi c'è questa connessione e questo aiuto reciproco, perché questo è il nostro futuro. Il Trentino si è sempre mosso in questa direzione e anche qui si è cercato di sviluppare questo aspetto. E quando questo sito industriale ha cessato la sua storia industriale, è diventato qualcos'altro, un punto in cui si ritrovano aziende, start-up, centri di ricerca che si muovono verso un futuro che sia sostenibile. Ma che cos'è questo polo meccatronica? È un polo di eccellenza ad altissimo tasso di innovazione che supporta la tradizione meccanica ed ingegneristica che era presente sul territorio e la aiuta a spostarsi nel campo dell'innovazione e quindi tutto quello che può servire alle piccole aziende per spostarsi verso il futuro. Per esempio, sono in grado di realizzare dei prototipi con stampanti in 3D con qualsiasi materiale, dal titanio alla plastica,
per permettere a queste aziende di provare e testare i loro progetti innovativi, okay. I loro prodotti. Bene, ti saluto. Ciao Olivier. Ai piedi dell'Alpe Cimbra, Lavarone offre paesaggi di romantica quiete, tanto amati in passato dai grandi personaggi della storia e della cultura. Il cuore di Lavarone è il suo lago, che dal 2017 è riconosciuto Bandiera Blu d'Europa, un lago alpino naturale, che d'estate si anima con i suoi lidi e gli sport di acqua, e d'inverno diventa una piastra di ghiaccio per il patinaggio. Nella prossima puntata, in Moon Boot e il Prosecco di Treviso.